Fumetti, cartelloni pubblicitari, ricette, manuali e perfino un Trivial Pursuit per scoprire le vie d'acqua del territorio e l'attività dei consorzi di bonifica. Al liceo Artistico Modigliani di Padova, festa grande per la giornata finale del progetto Scuole, Acqua, Ambiente e Territorio, la scoperta del meraviglioso mondo dell'acqua, realizzato nel corso dell'anno scolastico da Ambi Veneto, l'Unione Regionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue. Sono 9 classi, 250 bambini da tutto il Veneto che hanno fatto cose strepitose, filmati, brochure, lavori interinali, certamente accompagnati dai nostri supporti, ma fa emergere una variabilità di progetti e di progettazioni di questi ragazzi che è il nostro futuro, che è una cosa bellissima ed interessantissima. Lavoro che poi resta sicuramente ai consorzi, alle scuole e resta comunque nel nostro bagaglio di esperienze per il futuro. Quest'anno abbiamo lavorato su moltissimi progetti innovativi, diciamo, legati più a tematiche specifiche che i consorzi ci hanno dato. Abbiamo lavorato per esempio sulla costruzione di moduli legati, diciamo, alla produzione multimediale, quindi sempre in prodotti multimediali che però poi possono venire stampati e fruiti su diverse strutture. Possono essere quindi i PC, scaricare online i lavori e poi anche stamparli proprio su carta. Qui abbiamo la classe quinta, alcuni rappresentanti della classe quinta della la scuola primaria di San Giorgio in Brenta, coadiuvati dalla maestra Bruna Geremia e dalla maestra Lucia Poiana, e quindi hanno lavorato ad un fotoromanzo. Abbiamo lavorato con loro, ma meglio che sentiate da loro. Sentiamo gli autori. Allora, tu come ti chiami? Mi chiamo Tommaso De Poli, ho 10 anni e insieme a Tommaso Ferronato abbiamo fatto questo fumetto intitolato CGE, Missione Roggia Capella. Da cosa siete partiti? Siamo partiti abbiamo prima organizzato alla Lavagna Lim delle frasi che potessero entrare nel fumetto e poi abbiamo deciso dove fare i luoghi dove svolgere questa storia